La legge elettorale giochiamo a carte scoperte, dice subito in aula, e voi cosa proponete? No, noi diciamo subito in aula perché mi sembra che ormai si sia aperto il giochino all'interno della maggioranza su chi la spara più grossa. Di fatto oggi apprendiamo che Zaia ha già licenziato di fatto i suoi assessori dicendo che non hanno le qualità per governare nei prossimi anni il Veneto e soprattutto c'è una divisione netta all'interno della maggioranza su tutta la questione dei due mandati. Non sono assolutamente d'accordo, ormai si va avanti a suon di sparate fatte da Padrini e dal Presidente Zaia, a questo punto vediamo e li sfidiamo su 3 punti. Uno, la legge elettorale deve essere modificata e portata al doppio turno. Due, la doppia preferenza di genere. Noi pensiamo che ci debba essere una presenza femminile molto più robusta all'interno del Consiglio. Tre, la vicenda dei 2 mandati, visto che noi l'abbiamo già all'interno del nostro statuto, non abbiamo nessun problema ad approvare questa norma e quindi sfidare la maggioranza su questo punto. Tra le ipotesi appunto c'è anche quella del ballottaggio in sostanza, è questo in sintesi, già da marzo si potrebbe avere un primo turno e poi un secondo turno tra chi ha preso più voti. La nostra proposta, per adesso c'è una proposta nostra ufficiale e c'è anche la proposta del nuovo centrodestra. Vediamo se c'è la possibilità di far convergere più forze su questo punto perché permetterebbe sicuramente di scegliere in maniera più ponderata il Presidente, evitando sostanzialmente di utilizzare una legge che dal mio punto di vista è anche incostituzionale, che è la legge elettorale veneta. C'è chi vi dirà però che è un metodo anche per poter magari recuperare dopo con il ballottaggio, visto i sondaggi degli ultimi giorni. I sondaggi intanto li ha commissionati il Presidente Zaia e la Lega, mi sembra, questi sondaggi. Vedremo questi sondaggi fra qualche giorno, fra qualche mese, quando avremo il nostro candidato in pista in maniera ufficiale e soprattutto con le novità che metteremo in campo non solo sul candidato a Presidente ma su tutta la lista che sosterrà questo Presidente.